Leo Ferrucci, sono Petraroli. Uè, Ui, come ciao sta? caro, Come come stai? va? Bene, tutto a posto. Senti, allora siamo in diretta, eh? Sì, 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 sì. Siamo in diretta. Aspetta un attimo, ti voglio dire i In canali. diretta dove? Perché tu sei, Sì, diciamo... sì. No, sto a Napoli, Leo, non ti sto mandando in diretta a Milano, sto a Napoli. Allora, No, 8. no, no, nel senso che poiché tu sei irreperibile, una volta qua, una volta là, una Ecco, volta magari ci siamo incontrati pure sull'autostrada, sull'autogrill, bravo, cioè, facevano un l'autogrill. frid, e facevano un frid che la sera. Allora, Bravo, da dove? Da dove mi sei diretto? Allora, sono diretto su questi canali, sono per direttissima su questi canali 875, cioè TV Campane Sì, 2, e sì, 885, che praticamente è il canale di RTC Targato Napoli, del quale mi occupo io e sul quale mandiamo in onda tutta la musica napoletana. Allora, innanzitutto, perfetto. complimenti per Elisa, fai azzeccare i ris, cioè tu e Liberato Aprea siete due No, mostri, secondo. però questa Chi l'ha canzone qua scritto? invece non è di E Liberato di del chi è? Testo, è di Antonio Casaburi. Beh, certo, un Quella con terzo Liberato mostro. è quella là Sento che t'amo, che Eh, è il ritmo di baciata, poi si Senti, prepara a fare l'amante. ma fammi capire una cosa, Casaburi, cioè nel senso il testo di Elisa ti è arrivato e poi ci messa musica coppa o come è nata? No, no, l'abbiamo fatto cioè, insieme, abbiamo proprio... Difatti ero un po' perplesso a dire questa frase, su fatti di riso, insomma, sazzicchini di riso, però giustamente lui come esempio l'ha ritenuto opportuno per dire che uno quando sta al telefono, magari su WhatsApp, su Eh, Facebook, su Instagram, allora chiaramente si dimentica un po' tutto, cioè, magari, perché poi ha fatto pure altri esempi, nel senso che fai scagnò c'è un bucato, fai scagni i panni, fai scagnare la cavisa, fai azzecchi riso, insomma, comunque fanno un casino questo, ecco, magari si fa la foto e fa carino il latte, insomma, tutto quello, cioè, la solita, cioè, la ragazza, insomma, le prime cotte, insomma, attaccato su Facebook oppure sul telefono, insomma, si dimentica un po' della vita esterna, hai capito? E quindi senti, fa un sacco di casini. allora io l'ho sempre detto che Che anche poi tra a... l'altro scusami, Vai, questa vai, magari è una canzone diretta ai bambini, cioè bambini, alle signorine, ma qua i grandi stanno più rovinati, insomma, bravo, pure i grandi stanno insomma azzeccati il loro vicino, no? Ma fanno bravo. azzeccare, fanno azzeccare la pasta, comunque qualcosa succede. Qualcosa fanno azzeccare, insomma. Molti tenen a capo azzeccate, però dico io, voglio dire, voglio sottolineare una cosa che ho detto tantissime volte anche in passato quando già mi sono occupato della musica napoletana, che il caro maestro Leo Ferrucci ha in repertorio un sacco di canzoni bellissime, meravigliose e Sì. insomma tu sei il cantante melodico per eccellenza, secondo me. Si ti vuoi innamorare, nudisci che Ferrucci ti accattà. Ecco, ti ho fatto anche lo Grazie. Anche se slogan. comunque non manca mai qualche canzoncina un po' più per il pubblico giovanile, meno, però la mia è chiara, il mio stile è quello là melodico, il cantante melodico, però mi adatto pure e ci riesco, penso a meglio con un altro tipo di situazione. Senti, ma qual è la forza di una grande canzone d'amore per te? Insomma, se c'è una chiave, se c'è No, una... ma diciamo io sono un cantastorie, praticamente io quello, poiché sono pure un tipo molto romantico, molto diciamo passionale, allora chiaramente io cerco che poi alla fine l'amore, ognuno magari può amare a modo suo, però l'amore in se stesso è quello là cioè, l'amore e basta, ognuno cioè, capisce. E quindi però io cerco di non fare una storia autobiografica, io cerco di cantare che ognuno se la può sentire sua la mia canzone, Certo. capito? E Da forse dedicare alla propria è donna. quello il trucco, no? Anche se diciamo, questo stiamo parlando ancora sulla tradizione, perché secondo me il Eh, problema di oggi, è vero che lo faccio pure io, ma un paio di canzoni, il problema di oggi è che la gente non si emoziona più attraverso le canzoni, perché si racconta l'amore tutto al ritmo, tutto al rap, tutto, insomma, allora perché Napoli è così, Napoli già se parliamo facciamo le sceneggiate tra virgolette, non come eh, con falsità o roba va, però siamo proprio fatti così. A Napoli avremmo sentito voglio bene, se la vita mia, se iniziamo a dire io senza di te le stelle mi cadono così, colà, cioè no. Hai capito? Allora dobbiamo essere, perché siamo diretti, però tu voglio bene, lo vuole sempre sentire la donna. La napolitana è così e questo manca un po', è normale se tu ci dici come si bello cuore mio non te ne pensa, se inizi a dire come si bello cuore
la vita mia, cioè, penso, questo è un po' il problema. È chiaro che uno si deve pure adeguare ai tempi, però io penso che forse manca un po' questo, cioè le persone non si emozionano più, hai capito? Perciò poi si distaccano dalla canzone e guardano pure un po' il personaggio, secondo Senti, me. sto per farti una domanda che sembrerà strana, però te la voglio Sì, fare, non me ne importa, insomma, sono fatto sì. così. Volevo capire se attraverso le tue canzoni, da quello che hai capito tu cantando in giro, insomma, per le cerimonie, per le piazze, per i teatri e roba varia, ma tu arrivi con più facilità alle donne o agli uomini? Ma dipende. Io diciamo che ho fatto una canzone in questo disco che parlava prettamente delle donne, va piano Ah, piano, che ti dico che si esce uccidendo qualcuno nessuno risposa, ma io questo è prettamente per la donna, sì, un consiglio, diciamo, diciamo come fosse l'angelo custode che uno cerca però cioè, pure i giovani la cantano tutti quanti, c'è macchina, cose, roba, perché io penso che alla fine se riesci a trasmettere il messaggio, mo che sia per la donna o per l'uomo, se la canzone è bella, è è orecchiabile, bella, insomma. Però è strano che eh, poi gli uomini cantino una canzone con un messaggio che in realtà non è positivo per gli uomini, cioè va chiano chiana, nel senso però non... sai che succede? Mm, Che se io sì, da uomo, da fratello, da papà, non so, da uno zio, e dico vicino a una ragazza, no? eh, Va piano piano che si esce vicino, voglio nessuno risposto. C'è pure il fatto che magari qualche amico o qualche fidanzato ex che magari e gli diceva vicino alla donna, ma piano piano che si esce, cioè, pure per, hai capito? sì, Anche sì, questo può essere. C'è sì, l'uomo gliela canta alla donna, come gliel'ho cantata io, tutti gli certo, uomini gliela cantano alle donne, certo, capisci? certo, certo. Quindi si generalizza la cosa. Senti, ma dei ragazzi di oggi, a parte quelli che fanno la versione, insomma, tutte quelle cose hip hop, no? Sì, Quelle cose rap, ma dei sì. cantanti giovani napoletani, cioè tu ad un cantante che comincia oggi, che diresti? Vabbè, è chiaro che diciamo, magari secondo il mio modo di vedere, magari è chiaro che non gli posso dire fa Leo Ferruccio oppure fa, che ne so, Giovanotti. Sì, Però chiaramente è normale che uno gli dice, parti con tanta umiltà, disponibilità con il pubblico, cioè essere proprio veramente una persona semplice. Questa è la prima cosa. E che oggi già, diciamo è vero, si guarda più al lato estetico. Per me esistono tre tipi di successo, tre o quattro tipi di successo. Esiste il successo del saper cantare, della bella voce, che questo secondo me è il principale. ah, Poi ci sta il successo della canzone dell'anno che ti senti da solo, poi se l'anno successivo non canta la canzone, non ti quindi si rende più. bravo. E la terza è quella là della bellezza. La Sì, bellezza che chiaramente oscura un pochettino se hai fatto la canzone bella, tiene una bella voce, però è bella, hai visto a chilo come è bella, poi lo vedono sempre e finisce questo fenomeno. Alla mm, fine chi rimane? Se tu allora questo qua, il fatto dell'estetica e tutto il resto, se c'è in un cantante oltre alla bella voce è una cosa in più. Ma se tu vuoi guardare solo la testa e dici, boh, che me non importa, pure si sa ci cantare così, però basta che sono bello, no? Perché tu ne hai un modello, tu fai un modello oppure che fai sfilato, oppure i vari capi e garde, robo, è nata chi l'hanno cosa. pagli attori, sono stato Certo, fatto. certo. Non è che ho avuto i capi e garde e poi metti da cantare coppie cerimonie, cioè, perché magari tenga la camicia bella oppure il pantalone fino ai basci, insomma tutta questa moda un po' tutta stravagante. Senti, Però secondo me sì, se c'è anche quello sì, però che vuoi fare? Un cantante che da tre, a da sapere ha cantare. da sapere E poi cantare. c'è tutto il resto che canta la canzone e poi magari È pure veste in un bello, modo certo. brillante eppure è bella, allora è una cosa in più, magari crea più attenzione al pubblico, ma la cosa principale, quello che dura negli anni, cioè, diciamo, è il saper E cantare. saper cantare. Se tu ti metti a fare la cena senza fare nome, senza così, vedi che sì, non sono rimasti che danno poco più bruttolini. Magari non più Senti. bruttolini, tra virgolette, chi rullava ad esempio, non lo so, chi rullava sic, chi rullava gusto, chi rullava un pochettino, cioè tu pensi un attimino, no? Io faccio un esempio a livello nazionale, Sì, ma Celentano ma Campazzì pure da uomo, eh, chi non è bello Celentano, vabbè, però certo. hai capito che voglio dire? Tutto E vedi, chiaro. che ne so, hai capito? Non sono tutti quanti modelli questi qua che... Assolutamente no. Senti, Leo, allora ti devo salutare. Spero di vederti Sì, presto, ma sicuramente ci incontreremo. Così facciamo certamente. una chiacchierata da vicino in radio e suoniamo un po' di dischi. Ti Ah, ringrazio, buon eh, lavoro, buone cose. grazie a te, forza
cui tu stai operando adesso, e forse tutti i cantanti, la canzone napoletana, che ben vengano, che cantano tutti quanti, però alla fine il mio consiglio è questo: scegliere bene le canzoni cioè, praticamente chi non ha studiare al canto, e poi dopo fanno i fotomodelli e tutto questo. Bello sto messaggio. Grazie Leo, grazie veramente. Ok, Ciao. un bacio a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.